Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi stiamo percorrendo la strada statale 389 in direzione Budusò per innestarci alla provinciale 10 che seguiremo fino all'uscita per Ottana. Proprio qui nel paese dei Boe e Merdule faremo una prima breve sosta e proseguiremo subito in direzione Gavoi, affascinante borgo di granito che si rispecchia sulle calme acque del lago di Gusana, uno tra gli invasi artificiali più estesi della Sardegna. Costeggeremo questo fascinoso lago proseguendo lungo la strada statale 128, la centrale sarda, che attraversando alcuni tra i paesi montani più alti dell'isola ci porterà al paese di Tonara, dove ad attenderci ci saranno i suggestivi scenari boschivi e gli emozionanti tornanti del passo Tascusì, il secondo valico motociclistico più alto della Sardegna. Da questo valico inoltre andremo alla ricerca del nuraghe Sura e Sole, che essendo stato costruito ad un'altitudine di circa 1330 metri conquista il titolo di nuraghe più alto della Sardegna. Andiamo avventurieri, iniziamo questo affascinante itinerario nel cuore dell'isola. Eccoci arrivati ad Ottana, il paese dei Boes e Merdules, monumento, vedete? Facciamo il giro in tondo così. Questi sono i Merdule e i Boe. Proseguiamo per Gavoi, sono circa 20 km, anche se qui mi vorrei fermare a vedere la cattedrale di San Nicola. Eccola qua. Allora avventurieri, visto che siamo in zona, ci fermiamo un attimo ad ammirare l'ex cattedrale di San Nicola della diocesi di Ottana, che è stata poi soppressa e trasferita ad Alghero. Andiamo. Bellissima questa scalinata, bellissima anche la cattedrale fatta tra chite rosa e basalto. Adesso scopriamo anche gli interni, sembrerebbe aperta. Andiamo ad entrare al suo interno. Bene avventurieri, lasciamo la cattedrale di San Nicola e proseguiamo per il nostro itinerario. Gavoi, lago di Gusana. Stiamo percorrendo questa SP17, il manto stradale non è in buone condizioni, però è molto scenografica. Sente che stiamo prendendo quota. Oggi visiteremo i paesi più alti della Sardegna, nel cuore della Barbaccia. Qua c'è la deviazione per Sarule, noi proseguiamo per Gavoi. Un altro giorno andremo a Sarule per vedere il Monte Gonare, bellissimo dal quale si domina sia la parte orientale che quella occidentale della Sardegna. Oggi proseguiamo per la nostra meta, il lago di Gusana e Gavoi. Poi raggiungeremo anche il passo Tascusì. Ora ci siamo ricollegati in pratica alla strada statale 128, la centrale sarda. Una strada favolosa, se non l'avete mai fatta venite a farla, perché da qualunque parte si imbocchi è un susseguirsi di curve
447. C'è un'altra intersezione, noi proseguiamo per Gavoi, siamo ormai quasi arrivati, vedete, 4 km e ci affacciamo sul bellissimo lago di Gusana. Eccoci arrivati a Gavoi, vedete, protetto dalla catena montuosa del Gennargentu, è avvolto da questi bellissimi boschi. Da voi vedete siamo a 770 metri di altitudine, che questo è uno tra i più alti paesi della Sardegna. Vi ricordo che il più alto è Forni con 1000 metri, paese del fiore sardo. Lo chiamano anche il paese del granito per via delle facciate granitiche. Anche questo è stato fregiato dalla bandiera arancione, quindi tra i borghi più belli d'Italia. Attraversiamo il centro. Guardate che bello questo tratto, questa è proprio la via principale. Si chiama via Roma. Guardate come si vede che è protetto dalle montagne. Ora proseguiamo per Ovoda, lago di Gusana. Questa è una zona che si presta bene a molte attività, vedete, abbiamo incontrato diversi ciclisti. Ora svoltiamo per il ristorante Gusana, così ci leviamo di mezzo anche quella macchina. Qui ci sono anche diversi siti di interesse archeologico. Wow, guardate, da qui si inizia a vedere per bene. Oggi è una giornata splendida, tra l'altro, e il sole si rispecchia sulle sue calme acque. Ecco, qui siamo arrivati all'hotel Gusana, andiamo a dare uno sguardo. Faccio vedere anche l'hotel visto che ci siamo. Questa è un'ottima meta per staccare dalla routine quotidiana. Vedete, ci sono diverse camere, è un ristorante e anche hotel, un campo da calcio, molto bella come struttura, si affaccia proprio sul lago. Un bellissimo panorama da queste stanze. Ora proviamo a continuare da questa stradina per vedere se riusciamo ad avvicinarci allo sbarramento. Allora avventurieri, siamo arrivati allo sbarramento che ha dato origine al lago di Gusana, la diga di Gusana. Vedete, è stata realizzata nel 1961 e ha una capacità
di circa 60 milioni di metri cubi d'acqua. C'è scritto anche qua nel cartello la misura precisa, vedete, 58 milioni e 250 mila. È a un'altezza di 88 metri ed è stata realizzata con una cupola in calcestruzzo. La vediamo laggiù, poi la vedremo meglio con il drone. Bene avventurieri, ora lasciamo la diga e continuiamo il nostro percorso attorno al lago, che il tempo stringe, ora che c'è anche l'ora solare, fa buio prima. Ecco qui ci rimettiamo nella 128, nella strada principale, e continuiamo il giro attorno al lago. C'è la pietra dove bisogna fare la foto di rito. Guardate che meraviglia, una grande piscina avvolta da queste foreste rigogliose, è uno spettacolo. E qui ci fermiamo dove c'è la pietra, che si ha la visuale migliore. Allora avventurieri, siamo arrivati nel punto da cui si può ammirare al meglio questo bellissimo invaso che si estende per 2,5 km quadrati circa. Guardate che meraviglia! Questa è stata messa nel 2021. Guardate che spettacolo! Un lago che raggiunge la profondità di circa 80-90 metri e si estende per 2,5 km quadrati appunto. Con tutto intorno, guardate questa meraviglia di boschi. Personalmente adoro il fascino e la quiete del lago, capace di inghiottire qualsiasi genere di rumore, compreso il brusio dei pensieri. Bene avventurieri, ora continuiamo il percorso attorno al lago di Gusana, proseguendo verso Ovota. Ecco qui c'è uno splendido ponte, ora passiamo sul ponte.
Pegusana. Guardate che meraviglia. Qui proseguiamo per Oboda, Tiana. Qui c'è l'hotel Taloro. Stiamo ancora costeggiando il lago. Questo è l'altro ponte. Continuano i tornanti sulla strada statale 128. Guardate che vegetazione rigogliosa, è uno spettacolo questa strada. Stiamo salendo per Oboda. E siamo arrivati ad Oboda, il paese del pane, ho appena letto. Attraversiamo e proseguiamo per Tiana. Siamo diretti, qua ci sono tante cose da vedere anche ad Oboda. Fino a questa recinzione in granito. Per Tonara, salutiamo Oboda. Ecco qui siamo arrivati a Tiana o Tiana. Anche questo è un piccolo paesino montano che ha dato i natali ad Antonio Todde, il quale detiene il record di uomo più longevo d'Italia. È vissuto infatti 112 anni e 346 giorni. Guardate che bellina. Ecco, questo c'è un murale qua, probabilmente può essere una raffigurazione proprio di Antonio, Dio Antonio. Lasciamo Tiana e andiamo a Tonara, da lì dobbiamo intraprendere il nostro passo, il passo Tascusì, Tonara Tascusì. Sono circa 13 km e ci conducono all'intersezione con la strada per Desulo e il rifugio Sarena. Tra l'altro c'è il nuraghe più alto della Sardegna in prossimità, vediamo se riesco a raggiungerlo. Pura e sole. Guardate che vegetazione, ci sono le foreste più belle della Sardegna da queste parti, sono fantastiche. Qui c'è un senso unico e noi proseguiamo per Tonara. L'altra strada conduce a Sorgono. Un altro giorno andremo proprio a Sorgono, perché è proprio lì che si trova punto centrale della Sardegna e un giorno andremo a visitarlo. Siamo sulla 295 ora che conduce a Tonara. Ecco qua, siamo giunti a Tonara, il paese del torrone e dei campanacci.
del canto più conosciuto della Sardegna, Nannedumeu. Proprio in suo onore ogni anno qui a Tonara si svolge un concorso letterario dedicato proprio a Peppino Mereu. Ora svoltiamo per il valico di Tascusì, dobbiamo proseguire da questa strada. Stiamo percorrendo i tornanti della Tonara Tascusì, sono circa 13 km, una stradina molto scenografica ma anche insidiosa per via delle foglie, degli escrementi di animali e degli attraversamenti di sabbia, però è molto scenografica, immersa nel verde di questi boschi, è ricca di ponti, è già la seconda che ho visto. Arrivati al valico, ecco qua il Redentore bianco. Ora ci fermiamo ad ammirare la chiesetta della Madonna della Neve. E il cavallo che rappresenta la Valencia. Strada sale su per il rifugio montano di Sarena. Allora avventurieri, siamo arrivati al valico di Tascusì o passo Tascusì, siamo a 1245 metri di altitudine, il secondo passo più alto della Sardegna dopo quello del Correvoi, e qui abbiamo una targa, ora ve la faccio vedere, in memoria della tragedia di Tascusì, nella quale persero la vita Pietro Fais, Bachisio Floris e Giovanni Fais, sorpresi da una tempesta di neve mentre rientravano a casa la notte del 31 dicembre del 1913. Due di loro si salvarono grazie a un cavallo, infatti là in fondo vedete c'è il cavallo di bronzo che rappresenta la Valencia. Ora andiamo a visitare la chiesetta della Madonna della Neve, sempre costruita in memoria di questa tragedia, dovrebbe essere di qua, proviamo ad andare a scoprirla. C'è questo viale, qui a fianco c'è anche un bellissimo ristorante e bar che si chiama sempre della Madonna della Neve. La chiesetta, non so se sia aperta, messa in questa pineta. Ora avventurieri, la chiesa è chiusa, ho verificato, guardate che bellina, c'è tutta un'area picnic intorno e sentite il rombo delle moto. Strade ricche di ogni tipo di moto.
avventurieri, per concludere questa motoavventura andiamo alla ricerca del nuraghe più alto della Sardegna, il nuraghe Sura e Sole, che dovrebbe significare il sito del sole. Ecco, la strada per il nuraghe è questa qua, proviamo ad addentrarci alla ricerca del nuraghe più alto della Sardegna. Dovrebbe essere di qua. Allora avventurieri, sono arrivato a questo spiazzo qui, ci sono anche degli amici a quattro zampe e non c'è più scritta nessuna indicazione, pertanto seguendo le indicazioni GPS il nuraghe Sura e Sole dovrebbe essere di qua. Provo ad incamminarmi in questo sentierino, dovrebbero essere circa 10 minuti a piedi. Proviamo, vediamo se riusciamo a trovarlo. Allora avventurieri, penso di essere arrivato al nuraghe più alto della Sardegna, Sura e Sole, vedete, è in pessime condizioni ovviamente, però posto in una posizione strategica e bellissima. Del resto il suo nome significa il sito del sole, e qua il sole lo prende per gran parte della giornata e chissà se aveva anche proprio una posizione astronomica. Guardate avventurieri, è praticamente in stato di totale abbandono, ma ciò che lo caratterizza è essere il più alto della Sardegna. Siamo infatti a 1330 metri. Guardate, l'altimetro mi segna 1333 addirittura, quindi il più alto della Sardegna. Quello che mi affascina, pur essendo un sito abbandonato e decadente, è il fatto che il panorama tutto qua intorno sia lo stesso che vedevano i nostri avi, quelli che l'hanno realizzato, e ciò mi emoziona. Allora avventurieri, ora siamo di nuovo al punto dove abbiamo lasciato Sherden e voglio provare a salire lassù per vedere il panorama. Ci deve essere un panorama stupendo, e lassù concludiamo anche questa nuova motoavventura. Andiamo, saliamo di quota. Guardate, c'è una bella salita ripida, mamma mia. In compenso da quassù c'è un panorama stupendo, guardate, siamo alla catena del Gennargentu. Là in fondo vedo la croce di Punta la Marmora. Siamo praticamente vicini al rifugio Sarena, da dove ci si incammina per raggiungere la vetta più alta della Sardegna, appunto. Allora avventurieri, ora ci affacciamo da quell'altro versante e ammiriamo il panorama anche da quel lato e concludiamo la nostra motoavventura. Guardate che panorama avventurieri da questa vetta, da qui si vede il lago di Gusana dove eravamo stamattina, là in fondo. È bellissimo, sono circondato da questa catena montuosa del Gennargentu, tutta la Marmora, Montespada, con il sole che volge al tramonto. Bene avventurieri, con alle mie spalle le cime più alte dell'isola, concludo questa nuova motoavventura qui sperduto a circa 1450 metri. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!